No, però non lasciarti distrarre da questo panorama meraviglioso perché noi siamo qui con Nex. Siamo venuti ad intervistare un'attrice napoletana e vediamo se o sapeva o caffè. Ci siamo, allora prepariamo il caffè insieme. Certo. Dai, Allora, nel frattempo tu nasci come attrice. Raccontaci un po' sì, il tuo background, i tuoi studi come attrice. allora, io ho iniziato a fare recitazione quando ero molto piccola, ero a scuola e ho iniziato a fare il corso di musical della scuola. Da lì ho capito che quelle tegole sarebbero state, insomma, la mia vita, o meglio, me l'ero posto come obiettivo, non sapevo se ci sarei riuscita. Finita la scuola ho deciso di intraprendere anche degli studi cinematografici e lì ho definitivamente capito che quella sarebbe stata la mia strada. E oggi, oltre al cinema, lavori anche proprio su TikTok, sei una TikToker. Sì, diciamo che è stato una necessità quasi, perché durante la pandemia, non avendo la possibilità di frequentare altre scuole o di uscire da Napoli per fare dei provini così eccetera, ho pensato di provare con i social che effettivamente ad oggi sono un bigliettino da visita. E così ho portato l'unica cosa che so fare, ovvero recitare sui miei canali. E cosa pensi della recitazione su TikTok? Anche perché ho sbirciato un po' il tuo profilo e diciamo che qualcosina hai da dire. Allora, io penso che TikTok sia un social e sui social si può portare il divertimento, li si può usare per divertirsi, ma anche per portare insomma contenuti più importanti. Si può recitare perché l'arte è di tutti, l'importante è saper distinguere che la recitazione di TikTok è una cosa e la recitazione di chi ha studiato teatro o comunque cinema è un'altra. Io Quindi- sì, non sono proprio pro quelle persone che si professano attori e attrici senza aver studiato, è un po' come professarsi medici senza aver fatto medicina. Però tu sei abilmente riuscita ad inventarti proprio un format tutto tuo. Tu sei quella che dice, tu leggi la parte in blu. In che senso? Sì, nei miei video io creo delle scenette e poi lascio il tempo di risposta all'altra persona che può duettare il video, quindi può recitare proprio, io rendo attivo il format, proprio perché scrivo delle battute in blu che l'altra persona può dire. Quindi nel momento in cui viene duettato il video si crea una vera scena con botta e risposta. A tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Durante i tuoi video ho visto, parli di una tematica che ti tocca in prima persona, tu racconti così, che è il binge eating. Ce ne Sì. vuoi parlare un po'? Ok, allora, io sono molto contenta di parlare di questa tematica e di parlarne sui social anche perché non se ne parla troppo, è uno tra i disturbi del comportamento alimentare di cui si parla meno, ma nonostante ciò è considerato un disturbo killer. Infatti è tra le prime cause di morte indirette, insomma, tra i giovani, purtroppo. E secondo me bisogna insomma sensibilizzare, quindi visto che ho questa fortuna di avere un bacino di utenza abbastanza ampio e visto che comunque sono seguita da molti giovani, mi fa piacere parlarne proprio perché quando io avevo la loro età non avevo un punto di riferimento, quindi vorrei essere un po' quella persona di cui hanno bisogno, proprio come quando io ne avevo bisogno. Ma Una non sorta c'era. di faro sui social. Sì, ci provo. Se posso aiutare anche solo una persona, per me ho fatto il mio. E c'è stata una storia, magari te l'hanno raccontata, che ti ha toccato particolarmente, di qualcuno che ha sofferto di questo sintomo? Più che altro ho sentito storie di persone che come me poi si sono chiuse in casa per paura magari del giudizio, del confronto, perché a volte ci sono commenti che non vengono fatti nemmeno con cattiveria, però che quando una persona è mentalmente stabile, perché i disturbi del comportamento alimentare sono legati ovviamente alla salute mentale, possono fare molto, molto male. La salute mentale è qualcosa di cui anche prendersene cura. Tu credo che spingi anche i tuoi follower, ma chiunque tu conosci, verso questa direzione, quindi a prendersi cura come si va in palestra anche per la salute mentale, andare dallo psicologo, da qualcuno che ti possa aiutare, no? Ad uscire da questo tunnel dove tu magari ti senti solo, sei al buio e invece c'è qualcuno che ti può aiutare, c'è sempre una soluzione. Assolutamente, c'è sempre una soluzione
il primo passo è avere il coraggio di chiedere aiuto, perché ci vuole coraggio per chiedere aiuto. Io in prima persona sono in terapia e lo consiglio perché veramente è una rinascita e voglio collegarmi al fatto che il teatro anche per me è stata una rinascita, per questo sono tanto legata alla recitazione e ne dipendo proprio perché per me è terapia. Quindi consiglio anche il teatro come terapia. A proposito di terapia, di questo se ne parla anche nel vostro film, no? Sì, perché tu sei attrice protagonista, diciamolo, di quale film? Sì, si chiama Mamo non mamo ed è diretto da Jay Ruggiano. E ti vedremo nel grande schermo presto? Sì, a proposito di questo, allora il film è finito, però noi abbiamo aperto una raccolta fondi, il link è sul mio profilo, insomma, per chiunque voglia darci una mano per distribuirlo. Ci sarà una prima cinematografica, ma comunque essendo in contatto con Premiere, che è una delle case di distribuzione insomma più importanti in Italia, e proprio per la tematica trattata che è il binge eating, ma non solo, anche si parlerà di scontro generazionale e tantissime altre tematiche che toccano sia adulti che giovani, vogliamo appunto portarlo ai grandi festival e farlo vedere a più persone possibile perché c'è bisogno di parlarne e di sensibilizzare. Quindi in questo modo i follower, coloro che ci stanno seguendo e stanno guardando questo video, potranno venire a guardare questo film che tra l'altro mi dicevi va in scena in sala qui vicino, che noi Sì. siamo al Vomero adesso. Esatto, sì, grazie ai proprietari dell'American Hall, che è il cinema qui vicino, avremo la possibilità di fare la prima proiezione proprio qui. Prima dicevi che uno dei temi è questo scontro generazionale. Ecco, alla vecchia te, alla te che è andata al teatro quel giorno, che cosa ti senti di dire oggi? Se potessi parlarle per un po'. Wow, credici sempre, perché io in questo momento ho preso una strada non convenzionale, no? Magari di solito si studia, si fanno provini e si diventa attori. Io per un motivo o per un altro non sono mai riuscita a percorrere quella strada e ho intrapreso quella dei social, che comunque mi sta dando tante soddisfazioni. Assolutamente, e invito a seguire chi ci sta guardando, a seguirti perché condividi tanti temi importanti, soprattutto quelli a livello mentale, psicologico e introspettivo. E adesso su questi temi noi andiamo a mettere il caffè sul fuoco. È pronto? Andiamo. Oh, che profumo! Finalmente ancora fumante, è pronto. Dai, vediamo com'è il tuo caffè. Allora, prima gli ospiti. Grazie, sei gentilissima, perché noi siamo ancora a casa di Francesca. Esatto, e a proposito di questo, Sì, visto che caffè, dunque loro non hanno ancora avuto di vedere dove siamo, e dici di andarcelo a bere lì, proprio per fare una full assolutamente immersion su sì. Napoli. Andiamo, corriamo. Andiamo. Io Guarda, ti seguo. Guarda dove ti ho portato. Ma che meraviglia, è un posto pazzesco, anche perché questa è la prima volta che noi mostriamo il Golfo e il Vesuvio. Tu abiti praticamente in paradiso. Allora, cominciamo a bere il caffè, vediamo com'è. Allora, devo dire che sono esigente, però questo è proprio buono, sei stata brava. Meno male, poi nel caso il caffè non fosse stato buono comunque ripagava la vista. Assolutamente sì. Bene. Abbiamo parlato del tuo passato e del tuo presente, quali sono invece i tuoi progetti futuri? Io sono un po' scaramantica, insomma come diceva un Da noto buono attore napoletano. napoletano, esatto, essere scaramantici e da ignoranti, ma non essere forza sfiga. E allora caffè, Vesuvio, ovviamente ci manca solo il cornetto, quindi ci sono. Ci siamo per i tuoi progetti futuri. Sì. Allora Franci, grazie per questa intervista, per il caffè e noi ci vediamo al cinema. Ricordiamo come si chiama il film? Mamo non mamo. E il caffè di oggi è buonissimo. Francesca è stata proprio brava a prepararlo. Con questa vista poi noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Nex e il prossimo ospite sarà, non te lo dico.